giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la verità e in me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui. Gli ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Tocca a voi, vai! Adesso vorrei sentire tutti, ma davvero tutti, come prima, vamos! Che bello stare qui con voi! Ma che inizio di settimana sarà? Ma un inizio che fino a pochi mesi fa non avrei neanche immaginato, neanche nei più bei sogni. Siamo in diretta al 348 80 40 254 che adesso poi per magia apparirà dove c'è il pianoforte e il numero che sì, questa sera vi può servire per le vostre richieste, vi può servire per i vostri saluti, vi può servire per tutte le vostre fotografie, ma questa sera avete una grande opportunità: fare una vostra domanda a Miss Italia. La donna più bella d'Italia sarà qui a fianco a me nello studio di Lucerna San Giovanni. Sta arrivando, amici, È partita da Milano nel pomeriggio, mi ha detto che voleva già essere qua a inizio puntata, ma non ce la fa. Quindi noi andremo avanti e lei arriverà a Lucerna San Giovanni e sarà qui pronta per raccontarci un po'
della sua vita, delle sue emozioni, di questo grande percorso chiamato Miss Italia, e risponderà a tutti i vostri messaggi. Ma adesso andiamo avanti con la musica. Arriva un brano stupendo, ma è stupendo soltanto ad una condizione: voglio sentire le vostre voci. Forza ragazzi! E divertitevi, È la parola più bella! Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare, seguire il tuo profilo con un dito, mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, fatta di sguardi tu, e di sorrisi ingenui tu, ed io, a piedi nudi, io sfioravo i tuoi capelli, io, e fermarci a giocare con una formica, e poi chiudere gli occhi e non pensare più. Senti freddo anche tu, senti freddo anche tu, e nascoste dell'ombra della sera poche stelle, ed un brivido improvviso sulla tua pelle. Puoi correre felici a perdi fiato, fare a gara per vedere chi resta indietro. E tu, in un sorriso tu, in ogni mio pensiero tu, ed io restavo zitto io per non sciupare tutto io, e baciarti le labbra con un filo d'erba, e scoprirti più bella, e mi piaci di più, e mi piaci di più, forse sei l'amore. Insieme! E adesso non ci sei che tu, soltanto tu e sempre tu, che stai scoppiando dentro il cuore mio. Ed io che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu ad inventare questo amore. Che brano, che emozione e romantico Pegretti questa sera. E per gioco noi siamo caduti coi vestiti in mare, ed un bacio, un altro ancora, da non poterti dire che tu, pallida e dolce tu, eri già tutto quanto tu, ed io non ci credevo io, e ti tenevo stretta io, coi vestiti inzuppati, poi fermarci stupiti. Ho bisogno di te, ho bisogno di te, dammi un po' d'amore. Datemelo l'amore, dai tutti! E adesso non ci sei che tu, soltanto tu e sempre tu, che stai scoppiando dentro il cuore mio. E Dio, che cosa mai farei se adesso non ci fossi tu ad inventare questo amore.
l'altro questa sera, e poi mi raccomando, per chi si fosse collegato tardi, tra qualche minuto avremo qui Francesca Bergesio, Miss Italia 2023, e sarà una puntata, cosa posso dire? Sarà una grande puntata, una grandissima puntata. Ricordiamo che subito dopo la puntata noi andremo a Bibbiana, sul palco di Bibbiana, per ancora raccontare questa grande avventura chiamata Miss Italia della nostra Francesca. Adesso però andiamo avanti con la musica, perché abbiamo ancora un po' di tempo. Lei sta arrivando, speriamo che arrivi, e andiamo a cantare un brano un po' datato ma così bello, così energico, con tanta energia. Red Canzian, D'Artagnan. Questa storia riguarda più lui. E quante volte mi guardi, però tu non mi guardi. Questo gioco lasciamolo a lui. Sì, troppo tempo è passato ormai, già troppo spazio è sciupato ormai. Accade sì, ma non dirmi. Non sono state le onde delle acque profonde, una donna finì D'Artagnan. Tra le parole smarciasse e un sussurro di classe, un veleno finì D'Artagnan. Si è inabissata la verità nel lago della sua slealtà. Accade sì, ma non dirmi. È inutile che tu mi sorrida come una donna nostalgia, grande attimo, un altro sguardo così, e la sete mi verrà, e questa tazza di tè, in un fiato mi berrò, un tè bollente, molto piacevole, proprio tu, hai già pensato di offrirmi. Lui era un uomo volante, se ne andava sovente, scivolava lontano da sé, organizzava gli scontri, sopportava gli incontri e il coraggio di amarti così. Ma troppo tempo è volato ormai, già troppo spazio è colmato ormai. Arrivi ma non dirmi. È inutile che tu mi sorrida come un'antica melodia, arti magiche, un altro sguardo così, e nel vuoto tenterò di darmi come non so, un contegno in braccio a te, un altro sguardo, e arriva D'Artagnan, perché lo sai tu. Un altro sguardo così, e la sete mi verrà, e questa tazza di tè, in un fiato mi berrò, un tè bollente, molto piacevole, proprio tu, continui ancora ad offrirmi, ad offrirmi, ad offrirmi, ad offrirmi. Allora, io devo ringraziare però prima di tutto due grandi amici di Casa Peretti, che sono l'associazione Vivi la Rocca di Cavour, che venerdì abbiamo fatto un concerto bellissimo
proprio in Punta alla Rocca. Devo ringraziare tantissimo la panetteria torinese di Luserna San Giovanni, perché sabato abbiamo fatto una cosa meravigliosa per la mia Luserna in via Ribet. Il problema di 2 serate che spingo, la voce questa sera è quella che ma non siamo qui per sentir cantare Peiretti. Sì, quello va bene, ma siamo qui perché tra un po', tra veramente qualche minuto, arriva Francesca, Miss Italia 2023, qui nello studio. Avete già scritto qualche domanda? Avete già scritto qualche messaggio, qualche curiosità? Lei risponderà a tutti, a proprio tutti i vostri messaggi. Eccoci qua, tornati in onda. Vi avevo promesso Miss Italia qui in diretta. Mi dispiace, non ce l'ha fatta a venire. Si scusa tanto, sto scherzando perché Miss Italia è qui! E invece sono proprio qua. Buonasera a tutti. Ciao Francesca, benvenuta. Buonasera a te. Grazie innanzitutto per avermi voluta qui con te in trasmissione, sono molto felice. Noi siamo onorati di questo. Benvenuta in Rete 7 e benvenuta in casa Peiretti. Ma prima di iniziare questo lungo viaggio attraverso questa grande esperienza chiamata Miss Italia, questa grande avventura, ho un amico venuto a trovarti che è il sindaco di Lusernetta, Alex Maurino. Perché è venuto? Perché una bella donna, anzi la più bella donna, non può che non essere accolta con un bel mazzo di fiori. Ciao Alex Maurino, buonasera. Wow, buonasera a tutti. Benvenuto. Grazie, buonasera anche a te Francesca. Buonasera a lei. Il nostro piccolo comune ti omaggia di questo omaggio floreale, ti saluta con grande stima e augurandoti un futuro dei più rosei. Grazie veramente. Io vi ringrazio veramente di cuore. Grazie Alex. Super onorata di aver avuto l'onore di stare qui in questo comune, e quindi grazie a voi veramente. Prego. E adesso chiamiamo anche la nostra Valletta. Vieni Saretta, perché Sara. I fiori poi li riprendi. Li riprendiamo dopo. Esatto, vai Saretta, prendi i fiori, mi raccomando. Grazie, Saretta. mettili bene al fresco. Io ti ringrazio Alex, so che stasera hai tantissime cose da fare, e allora noi andiamo avanti con la trasmissione in diretta. Grazie Enrico, grazie di tutto. Grazie Francesca. Un piacere. Buonasera, grazie. Allora, amici, prima di andare proprio nel dettaglio, io voglio con te Francesca fare un piccolo passo indietro, perché la prima volta che ci siamo visti mi ha colpito l'affetto del tuo paese, della tua terra. Io sono venuto lì con le telecamere e c'era per te un tifo da stadio. Te l'aspettavi? Esatto, dovete sapere appunto che io e Enrico ci siamo conosciuti in questa occasione fantastica che io stessa non mi sarei mai aspettata, perché io sono stata eletta Miss Italia lo scorso 11 novembre e il 23 novembre, se non mi sbaglio, hanno organizzato una festa per accogliermi nel mio paese. E il mio paese è Cervere, è il mio paese d'origine, dove appunto ho vissuto tutta la mia infanzia, dove sono nata e cresciuta, un paese molto piccolo ma caloroso e super accogliente. Quindi appunto sono ritornata nel mio paese e lì c'è stata un'accoglienza fantastica. Ho una sorpresa per te. Vediamo. Enrico in regia, andiamo a vedere, già c'è solo l'audio gentilmente, l'accoglienza proprio del tuo popolo. Emozione. Vai Enrico. Siete anche intonati, bravi! Miss Italia ce l'abbiamo solo noi. Solo noi. Ma cosa hai scritto qua? Qual è il tuo messaggio per Francesca? Ti vogliamo bene Francesca, numero 1. Numero 1! E certo, è la più bella d'Italia. Sì. Lo vuoi diventare anche tu la più bella d'Italia come lei? Sì. Sì, sei sicura? Sì.
Assolutamente, sindaco lo Marchisio. salutiamo. Ciao Corrado, buonasera. Oh. Sì, è stato veramente emozionante ancora riguardare queste immagini, tutti i bimbi organizzati con i cori, con i cartelloni, la fiera del porro, Ma è stato, immancabile. nel frattempo tiro solo giù un po' l'audio dei video, Enrico, grazie. Sì, è stato bellissimo, ma adesso andiamo un po' indietro. Da quella mattina, no? Che se non sbaglio con tua sorella avete deciso di iscrivervi al concorso. Esattamente, eravamo insieme io e mia sorella in Convitto, perché abbiamo frequentato il liceo classico a Torino e vivevamo in Convitto, essendo noi originari di Cervere. E lì casualmente abbiamo visto questo contenuto social che parlava delle iscrizioni a Miss Italia. Io sono sempre stata una molto razionale e il mio futuro l'avevo già abbastanza deciso, nel Qual senso era? che avrei dovuto studiare medicina all'università e poi diventare una futura dottoressa. Quel giorno però è cambiato tutto, nel senso che ho scelto di iscrivermi al percorso di Miss Italia con tantissime paranoie e tantissime fragilità, quelle che hanno tutte le ragazze e tutti i ragazzi della nostra età, e da lì appunto è iniziato il mio percorso con le selezioni di Miss Italia. Il percorso si è concluso nella maniera migliore e sono stata eletta Miss Italia lo scorso 11 novembre ed è stato un percorso Quanto dura il veramente percorso fantastico. da quando uno si iscrive fino alla finale? Sì. Quante tappe hai fatto? Sono tante selezioni, nel senso che si parte dalla selezione provinciale, si passa per tutti i titoli nazionali degli sponsor. Io appunto avevo vinto il titolo di Miss Miluna Piemonte, sponsor quindi della Corona, e infine c'è la finalissima regionale dove io sono stata eletta Miss Piemonte 2024. Dopodiché tutte le finaliste regionali si ritrovano prima alle prefinali nazionali e poi c'è la finale Quanti a Salso chilometri? Maggiore. Tantissimi. Tanti chilometri, percorso molto intenso a livello fisico, ma soprattutto a livello mentale. E infatti ho avuto la fortuna di essere supportata comunque alle spalle dalla mia famiglia, dalle mie amiche, Certo. da mia sorella soprattutto. E dopo andremo anche a che rivedere mi la stavano sorella. veramente sempre accanto e senza di loro probabilmente in certi momenti, perché ti prende un po' lo sconforto e poi comunque è un percorso anche impegnativo e quindi senza di loro non ce l'avrei fatta, devo ringraziarli. Fino a quella sera, fino a quella finale, fino a quelle... eravate rimaste in 3, è arrivata la busta e andiamolo a rivedere. Vediamo. È arrivata la busta. Vince il titolo di Miss Italia 2023. Miss Italia 2023 è e resterà Francesca Bergesio. Credo che queste immagini le hai già viste tante volte, no? E ogni volta che le riguardo il mio cuore batte sempre molto forte. Posso dirti una cosa? Io oggi Sì. pomeriggio stavo montando proprio quei video che vedremo stasera ed ero con il mio amico, il mio manager Giuliano Falco. Al momento della premiazione lui mi ha detto, mi fa, cos'hai? E avevo il nodo in gola anch'io per Che te, perché ero carino. contento che eri qui stasera. E ho detto, ma vattene Super, bene. anche io super contenta, veramente. No, comunque sono immagini che parlano da sole, perché in quel momento hai la tensione a 1000, quindi sei anche un pochino confusa e non riesci veramente a realizzare quello che sta accadendo intorno a te. Hai vinto. Senti il tuo nome, ma non te ne rendi conto che sei veramente tu Miss Italia 2023 e quindi dici ma com'è possibile? E devo dirti che io l'ho realizzato solamente la mattina dopo, quando svegliandomi avevo poggiato la corona sul mio comodino, no? Quindi mi sveglio con questa Wow. corona e dico no, ma è successo veramente? Sono io Miss Italia. Prima mi parlavi di studi. Com'è cambiata la tua vita? Stai ancora studiando oppure adesso non ce la fai più perché hai tantissimi impegni? Appunto, tra i miei piani c'era quello di studiare e frequentare l'università di medicina. Con il mio percorso di Miss Italia ho dovuto un attimo mettere in stand-by gli studi di medicina e mi sono dedicata completamente al percorso di Miss Italia, che comprende comunque moltissimi eventi in giro per l'Italia, ma sono stata anche oltreoceano in America e quindi diciamo che ho viaggiato tantissimo e partecipato ad eventi fantastici, quindi mi sono dedicata totalmente a questo percorso e nel mio futuro adesso
adesso vedo sì, certamente lo studio, perché rimane una delle mie priorità. Dopodiché vorrei rimanere nel mondo dello spettacolo, che mi sta appassionando moltissimo. Ti piace? Mi piace tanto. Guarda, sono le 20:35. Allora, se ti piace, dopo ti faccio fare una cosa che forse non hai ancora fatto, dai. ma te la faccio fare dopo. Vai. Anche perché adesso voglio. Tu ti sei svegliata quella mattina, hai guardato sul comodino, c'era la corona. Bene, le prime emozioni che hai avuto, perché il prossimo brano che andremo a sentire si intitola proprio Emozioni. Però voglio capire le tue emozioni di quel momento. Allora, avevo un sorriso stampato in faccia Da qui a lì. Sì, esattamente, da qua a qua. E il cuore batteva forte e la prima cosa che ho fatto è prendere il telefono e mandare un messaggio alla mia famiglia, perché mi avevano fatto dormire in un altro hotel. L'indomani mattina mi sarei dovuta svegliare alle 7, la sveglia era alle 7 per scattare tutte le foto, quelle appunto di rito, e quindi sveglia presto, ancora assonnata, addormentata, ho scritto subito alla mia famiglia: non è vero, non ci posso credere. Adesso andremo a vedere alle nostre spalle una serie di fotografie che sono molto emozionanti, hanno tanta carica positiva, e voglio accompagnarle con le note di Lucio Battisti, perché Lucio Battisti Wow. ha scritto una canzone che parla proprio di vere emozioni. Seguir con gli occhi un'erona sopra il fiume, poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passar con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire, e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Uscire nella brughiera di mattina dove non si vede un passo, per ritrovar se stesso, parlare più del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentire che dentro qualcosa muore, e ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa.
capire tu non puoi. Puoi cantarla con me? Vai. Vai. Tu chiamale se vuoi emozioni. E queste sono emozioni che sto vivendo anch'io. Emozioni fortissime, ma quanto tante, sei ragazzi. bravo a cantare, a suonare. Ma avessero detto un giorno che suonavo il pianoforte e cantavo questo brano con alle spalle Miss Italia, avrei detto ma E no, siamo no. proprio qua. Siamo qua. Come ho detto prima, ti faccio fare una cosa che non ho mai fatto. No, Vai. non l'hai mai fatta. Sei pronta? Devi lanciarmi la pubblicità, ma devi essere molto convincente perché loro, 1, non devono cambiare canale mai. 2, torniamo fra 3 minuti. E soprattutto 3, di scrivere i messaggi al 348 80 40 254 se vogliono chiederti qualcosa. Allora, vai Francesca. Scriveteci tantissimi messaggi perché risponderemo a moltissime vostre domande. Continuate a rimanere connessi perché tra letteralmente 3 minuti siamo ancora qua. Io Sì, ed Enrico fino alle 21. insieme a parlare con voi. Poi andiamo a Bibbiana. Però Poi andiamo a ragazzi, Bibbiana. aspettateci perché c'è la pubblicità. Sì! Bentornati in questa terza parte di Casa Peretti, super ospite Francesca Bergesio, Miss Italia 2023. Andiamo avanti con la tua vita e voglio parlare un po' della tua sorella, perché ho avuto modo anche di intervistare lei e dopo l'intervista che adesso andremo a vedere mi racconti, perché io con la mia non è che ci vado tanto d'accordo. No, non mi dire così. Cioè ultimamente sì, ma da Ok, piccoli ok. un disastro. Andiamo un po' a vedere la sorella, Virginia, giusto? Virginia. Virginia, come vive una sorella? La sorella della donna più bella d'Italia. Allora, è molto emozionante come cosa. Fin dal primo momento in cui è stata eletta l'ho sempre accompagnata, ma anche nel suo percorso di Miss Italia tutta quest'estate. È partito, scusami, perché è una cosa interessante. Quando lei ha deciso di iscriversi a questo concorso, com'è andata? Allora, dato che noi abbiamo vissuto in convitto diversi anni per studiare, eravamo una sera insieme che stavamo ripetendo, lei era molto stressata per la maturità, abbiamo visto questo annuncio di Miss Italia e abbiamo detto dai Fra, prova a iscriverti e si è iscritta e tutto nato da lì. All'inizio non si immaginava neanche di passare le prime selezioni perché comunque non aveva mai avuto esperienze simili e poi quando è iniziato ad andare avanti ha iniziato sempre a crederci di più ed è stata un'emozione stupenda. Ero così E incantata allora, ad io stavo ascoltarla. scrivendo alla regia. Emozionante. Com'è? Allora, Com'è? è un rapporto unico, penso. Innanzitutto abbiamo 15 mesi di differenza e quindi continuo a ribadirlo come se fossimo gemelle. E poi io devo ringraziare i miei genitori perché dalla nascita non ci hanno mai divise. Per qualsiasi scelta che hanno compiuto della nostra vita, durante il nostro percorso di vita, non hanno mai voluto appunto che noi prendessimo strade separate. E così è stato anche in convitto, ci siamo trasferite insieme in convitto e lì secondo me il momento è stato l'apice del nostro rapporto. Vi ha legate Perché, tanto. esatto, ti leghi tanto, cresci insieme, diventi più indipendente, cominci a maturare e quindi lì ha cambiato veramente tutto il nostro rapporto, però è un amore unico, mi supporta, mi Allora sprona. la salutiamola. Ciao Vivi. Dalla sorella invece adesso arriviamo alla mamma. Passiamo anche lei. Alla mamma, ma prima di chiederti di tua mamma Vai. andiamo a vedere l'intervista. Guardiamo anche L'intervista, questa. una mamma molto emozionata e molto bella. Non ho realizzato subito perché sei presa da un giro di tanto lavoro, tutto di corsa, tutto, quindi subito non realizzi, poi quella notte si dorme molto poco, miriade di messaggi, di telefonate, il mondo che chiamava, non riusciva a rispondere a nessuno e nulla, ho detto, a me succede sempre la cosa inversa, mi emoziono prima, piango prima, poi da quando c'è l'evento al dopo divento un po' apatica, sono carattere. Apatica, confermi? Confermi che No, potrebbe essere no. apatica? Non è... Tutto tranne che apatica. Ha detto una bugia. La mia mamma ha detto Davanti una alle bugia. telecamere ha detto una no, bugia. perché secondo me appunto durante la finale si è tranquillizzata e perché ha scaricato tutte le energie e comunque tutta la tensione che aveva accumulato. Comunque lei, per chi mi conosce lo sa, è il mio punto di riferimento nella mia vita, è una mamma speciale, è anche Bello. una mamma amica. E Wow. questo secondo me è super importante, rapporto fantastico e che poi lega le 3 donne di casa, quindi me, lei e mia sorella. 3 donne e un maschietto. E c'è anche Il un maschietto, papà. esatto. Andiamo un po' a sentire la voce del papà. Non ci credevo.
io ero convinto che arrivasse sì, nelle prime 40 finaliste ci stava a livello nazionale, però non sapevo i passaggi successivi. Poi sono arrivato a Salso Maggiore perché lei era già entrata nelle 10, ho visto la finale, ma io grandi giudizi su questo tema non ne posso dare, però è stata brava, è stata anche brava nel rispondere alle domande che le hanno posto i giurati e io credo che questo sia stato un grande valore aggiunto. Un grande valore aggiunto e era già contento nelle prime 40 e poi Lui penso sia molto orgoglioso di me e devo ringraziarlo tantissimo perché lui, così come mia mamma, mi spronano veramente a dare il meglio di me e credono molto in me stessa, più ancora di quanto non lo faccia io. E quindi è veramente un papà speciale. Poi io e lui abbiamo lo stesso carattere, quindi ci accomuna questa cosa. E, nonostante i suoi 1000 impegni, mi segue sempre e mi dà tantissimi consigli. wow, Quindi ci tiene tanto, io tengo tantissimo a lui. un grande ovviamente. uomo di politica, possiamo dirlo, un sì. grandissimo uomo di politica. Soprattutto anche un grande papà. Tu hai mai pensato un giorno di entrare in questo mondo della politica? Curiosa questa domanda. Allora, ora come ora ti dico di no, perché le mie passioni appunto virano sul mondo dello spettacolo, della recitazione e del cinema, che è già un mondo bello impegnativo. Quindi per ora la politica non è tra i miei piani. Come dico sempre, mai dire mai. Nella Mai dire vita mai. le cose possono cambiare da un momento all'altro, letteralmente, come è successo a me con l'elezione di Miss Italia, e quindi saranno poi scelte future che si vedranno. È come è successo a me con l'invenzione Sì, di Casa Peiretti. guarda cosa hai creato. Ti è piaciuto? Cioè, è entrata qua, ha Fantastico, guardato io- lo studio piccolino, ho detto vabbè, sono Io su sono scherzi a rimasta parte. sconvolta no. perché ho detto ma veramente a casa tua? E lui mi dice Casa mia. sì, perché Casa Peretti questa è, e devo dire che è un luogo super accogliente, è veramente Grazie. veramente bello. Complimenti. Adesso ti faccio alzare, vieni Vai. qua vicino a me Vai, perché vai. andiamo a leggere tutti, ma proprio tutti i messaggi che sono Però io arrivati sono collegata fin con le qui. cuffiette. Ah, ma aspetta, te li stacco subito. Voilà. Allora ce la Ti lascio facciamo. tenere il cavo. Eccoci Ok, qua. perfetto. Sei pronta? Vai. Ti spiego perché Ci veniamo avviciniamo qua. loro. Semplicemente perché a volte arriva il messaggio piccolino e quindi non ok. riusciamo a leggerlo. Vai. Vai Enrico in regia, andiamo un po'. Ci sono messaggi inerenti a tutta la trasmissione. Casa Peretti è un vulcano di musica. Dani d'Alessandria. Hai Ti capito? salutiamo ed è la verità. Grazie Dani, ti sta salutando Miss Italia Dani. Ciao Enrico, ciao Francesca, orgoglio piemontese, un abbraccio grande Stefano, Gabriele e Milli. Che bello. che Quella è carino. Milli. Bellissima. Ti piacciono gli animali? Tanto, io ho un cane. Dai, cagnolina. come si chiama? Chloe. Chloe. Cioè Enrico, Leggilo volevo tu. chiederti se in questa settimana potevi fare la canzone Eclissi del cuore. La volevo dedicare al mio grande amore mogliettina Michela. Grazie mille da Gianni da Torino. Ciao. Ma certo che la mettiamo in programma. Un pezzo veramente difficile, però per te lo faccio. Siamo una coppia di una certa età, cresciuti insieme sin da piccoli. Apprezziamo moltissimo quest'ora di trasmissione di simpatia genuina. Ed è proprio vero, simpatia e spontaneità. Grazie, ma firmate i messaggi che ci teniamo così tanto. Buona serata Peiretti, sei sempre il top. Comunque, Miss Italia è bella al tramonto e anche all'alba. Grazie. Hai visto? Che dedica Che che abbiamo carini. fatto. Qua c'era. Ah, mi sono dimenticato di dire che sono Marmitta. Si chiama Marmitta. Ciao, Lo Marmitta. chiamano Marmitta. Quindi E noi lo salutiamo. Marmitta. Cantare Baglioni è difficilissimo, ma la tua interpretazione è stata perfetta. Grazie Giovanni. Vero. E Ancora tanti complimenti a Harry. salutiamo tutta Alessandria. Grazie mille. Ciao Francesca, sono Giordano da Cuneo. Premetto che secondo me la tua vittoria è stata meritatissima e stai portando alto il Piemonte nel mondo. Ho letto però di molte male lingue che facevano illazioni sul ruolo istituzionale di tuo papà in merito vabbè. alla tua vittoria. Vabbè. Cosa rispondiamo per metterla a tacere una buona volta? Allora, a me piace rispondere col sorriso. Rispondi tu, Odio rispondo io. le critiche, quindi insieme facciamo un bel sorrisone. sì, facciamo un Vai. sorrisone anche. Posso fare una risposta anch'io? Vai. Avete vista? Cioè, avete vista? No. Ma scusa, Troppo gentile. Ma per favore, ma cosa stiamo dicendo? Andiamo avanti. Ma lo sapevo che qualcuno arrivava. Vero, me Maremma, l'aspettavo. complimenti. Miss Italia, sei simpatica e bellissima. Viva Casa Peretti, ti voglio conoscere. Me o lei? Credo lei, eh. No, non lo so. Viva Casa Peretti, ti voglio conoscere, non lo so. Ciao Enrico e Francesca, complimenti al nostro amico Enrico. Volevo sapere due cose. Cosa hai provato a diventare Miss Italia e di che segno zodiacale sei? Allora, il mio Enrico segno da Collegno. zodiacale è bilancia, il segno dell'equilibrio per eccezione, quindi. Cosa hai provato a diventare Miss Italia? Emozioni fortissime, non si realizza subito, ci va un po' di tempo, però è qualcosa di unico.
Grazie Enrico, salutiamo tutta Collegno all'ascolto. E poi, guarda che bella questa foto. Ci mandano una foto 3, anche. 6, 8 maschietti che ci guardano questa sera. E li salutiamo. Salutiamo. In mezzo c'è anche un alpino, salutiamo tutti gli alpini. Complimenti a Miss Italia Piemontese, se vuoi iscriverti a medicina studia ancora, puoi salvare delle vite anche come infermiera, vedi tu. Ha ragione. Ogni cosa a suo tempo. E Adesso infatti fatela sognare, ti fatela ascolterò. perché comunque restare nel mondo televisivo a grandi livelli è un sogno, una cosa bellissima, e te lo auguro, certo, perché vedremo. è bello. Francis è la Miss Italia più bella degli ultimi 20 anni addirittura. Confermo. Claude. Non perché qui, però confermo. Bellissima serata a Luserna, grazie alla panetteria torinese. Ciao Enrico, sono stato contento di rivederti, lo dice Christian. E poi abbiamo Io amo il cartone preferito, anche questo. Saluti Valentina Enrico, lo dice Christian. Grazie Christian, 3 moschettieri. Va bene, andiamo avanti. Ok. Vi adoro, vi guardo sempre, complimenti a voi due, siete bellissimi, complimenti per la vittoria. Ciao dalla Puglia. Dalla Puglia. Ciao pugliesi. Ho detto che ci guardano in tutta Italia. Ovunque. Ciao Francesca, sei bellissima, continua così. Paola, Enrica, Ginevra, Vittoria De Marchi. No, ma loro li devo salutare. Vai, è il tuo momento. Allora, ciao Ginny, ciao Vitto, ciao Harry, ciao Paolino, vi voglio tanto bene, spero di vedervi veramente presto. Ciao ragazzi, ricordo che Casa Peretti va in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 precise su Rete 7. Bella come una rosa, ma soprattutto hai una grande saggezza. Complimenti Enrico per la serata, lo dice Laila. Grazie a voi. Grazie ragazzi. La Miss più bella, simpatica, grandiosa. Qua mi state alzando l'autostima addirittura. Ciao Reginetta. Reginetta! Wow! Grazie Maurizio. Grande trasmissione con la Miss, donna affascinante e bellissima. Non peraltro Miss Italia, sei un simbolo per noi. Grande Enrico, come al solito, per averla portata in trasmissione. Tino e Betta, un bacione. Grazie Tino, ciao Betta, salutiamo tutta Volvera. Grazie Ciao davvero. Francesca, come hai raccontato, giri molto l'Italia e non solo. Che musica preferisci ascoltare mentre viaggi? Allora, ultimamente sento canzoni di Tiziano Ferro tantissimo. Se sapevo, la facevo. Comunque la canzone per eccellenza nella mia playlist è Acqua e Sale di... Aspetta! È rimasto sconvolto. Regia, dammi qualche minuto più, tu leggi i messaggi. Ultimamente, quindi questa mi piace moltissimo. Vai. Wow, quanta bellezza a Casa Peretti. Francesca, sei bellissima, spigliata e intelligente, la tua determinazione spero ti permetta di arrivare ovunque tu voglia. Cristina, ciao Cristina, grazie. Che bella, qua hai visto quanto affetto dai nostri amici a casa. Troppo gentili. Tantissimo. Luigi da Biella. Ora che Miss Italia va in onda su un canale social e non più rete nazionale, non credi che Miss Italia abbia sempre avuto un legame indissolubile con la TV Cinema? Prevedi una carriera in questo senso? Allora sì, tra i miei piani c'è sicuramente quello di studiare la recitazione e poi in futuro magari di vedermi al cinema o come conduttrice, ma sono cose molto lontane. Prima ci vuole tanta preparazione e tanto studio, quindi me lo auguro, speriamo. Saluti da Lusernetta, bello vedere che porti nel cuore anche i piccoli paesini come il nostro. Certo G. che li portiamo nel cuore. Lui si firma .g, ma è G. Perché poi uno... Meravigliosi Grazie. tutti, soprattutto la Miss Roberto da Torre. Ciao Roberto, grazie davvero. Senti, pezzettino potremmo anche provarlo, cosa ne dici? Dai, La cantiamo, chiudiamo così, cantiamo. tanto vedi il testo lì? Acqua e Sale, dai. Bella che... Ragazzi, è quando mi ricapita, eh? Adesso vi mostro Le tue doti canore anche. proprio. Però insieme, Insieme, vai. così mi dai l'attacco giusto. Semplice, un po' banali. Io direi quasi imprevedibili e sempre uguali. Sono fatti tutti così gli uomini e l'amore. Come vedi tanti aggettivi che si incollano su noi, da che non siamo poi cattivi. Sì, Francesca! Tu non sei niente male. Vai. Parli bene, mi Sorprendi quando tiri forte. La tua moto dal motore che sento truccato. E va bene, guida tu, Che sei brava più di me. ed attendo che sia amore. Francesca Vergesio! Ma io Ma tu sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno. Non voglio di più acqua e sale, mi fai bere
lascio mai. È stata una serata magnifica qui su Rete 7 e voglio ringraziare questa anima bella, perché è bella fuori, è bella dentro, è Miss Italia Grazie 2023. a te, Enrico. Francesca Grazie Bergesio! a tutti voi che ci avete seguito. Grazie, se volete rivedere questa puntata, canale 83 Piemonte più alle 21:30, oppure questa notte su Rete 7 alle 4:15. Si sveglia, avete detto che qualcuno si sveglia in famiglia, magari Qualcuno mette si su... sveglia in famiglia alle 4, io mi quindi- sveglio alle 7, quindi Dove sei domani di bello? domani si parte per le Marche. Le 2 Marche. giorni nelle Marche. 2 giorni nelle Marche, altrimenti da domani potete rivedere questa puntata su YouTube. Grazie Enrico in regia, ma un grazie strepitoso va a Piero Caffaro. Adesso andiamo a trovarlo, il presidente a Proloco di Bibbiana. Saliremo sul Che- palco e racconteremo Esatto. tante cose belle. E Sarà una grazie. serata indimenticabile. insieme. Grazie davvero, Grazie, sei stata Enrico. fantastica. Grazie, fantastica, grazie. davvero. Grazie a te. Ci vediamo domani. Ciao!